Cresce la febbre elettorale ad Agrigento, fra poco più di un mese e mezzo si andrà al voto per il rinnovo del Consiglio Comunale e per la scelta del nuovo sindaco. Il weekend appena trascorso è stato appassionante e decisivo per le alleanze politiche tra conferme, smentite e clamorosi dietrofront. Iniziamo dalla certezza relativa all'appoggio incondizionato di due partiti, Grande Sud di Michele Cimino e Popolo della Libertà di Angelino Alfano, al candidato sindaco del movimento politico Epolis, Salvatore Pennica. Oggi Agrigento ha bisogno di una persona che possa amministrare ed affrontare nel migliore dei modi le 1000 emergenze che ci sono in città, e noi oggi vogliamo pensare, più che a vincere la campagna elettorale, a proporre un'idea ed un progetto che possa poi, dopo la campagna elettorale, amministrare e governare la città. E quindi una scelta che viene fatta nei confronti dell'avvocato e dell'uomo Totò Pennica e del progetto politico e dell'idea che ha messo in campo. Abbiamo sempre guardato con grande interesse, lo abbiamo sempre affermato e ribadito in più occasioni, il fermento civico che era nato in città da qualche settimana. Riteniamo che bisogna dar vita a questa sorta di patto civico in cui ci siano i movimenti ma in cui ci sia la politica. Il Popolo della Libertà certamente sarà protagonista accanto all'avvocato Totò Pennica, ma non avevamo l'esigenza o la necessità o l'interesse di mettere nessuna bandierina sul comune di Agrigento, e abbiamo invece voluto mettere davanti l'interesse complessivo degli agrigentini. È per questo che abbiamo sposato credendoci questo progetto, e oggi scendiamo in campo accanto a Totò Pennica convinti che sia la soluzione migliore da offrire agli agrigentini. Noi abbiamo pensato, più che all'interesse di partito, più che all'appartenenza, abbiamo pensato proprio al bene comune, al bene dei cittadini, al bene della città, e abbiamo individuato nell'avvocato Pennica, e ritengo la persona che meglio di altri potrà guidare questa città per i prossimi 5 anni, affrontare tutte le varie emergenze che ci sono, dai servizi che devono essere assolutamente migliorati, dal lavoro, dalle questioni che riguardano l'atto idrico, dalla questione della pressione appunto anche fiscale che attanaglia tutte le famiglie, perché ormai la gente non è più in grado di pagare le tariffe dell'acqua, dei rifiuti e quant'altro. Pennica dunque potrà contare sui voti del PDL, ma anche su quelli di Grande Sud, che tiene a precisare di essere stato il primo partito di Agrigento ad aderire al progetto amministrativo di Epolis. Grande Sud anche questa mattina ribadisce e rilancia il sostegno a Pennica per governare Agrigento. Il leader provinciale Michele Cimino afferma: Grande Sud non lascia Pennica, anzi invita alla condivisione di un progetto che abbiamo come unico obiettivo il recupero della città. Ci siamo impegnati per Dorsi, prosegue Cimino, e siamo disponibili a riimpegnarci per la sua riconferma. Oggi ci siamo impegnati per l'avvocato Salvatore Pennica. Anche Futura Libertà di Luigi Gentile aveva in un primo momento deciso di appoggiare Pennica, ma dopo aver appreso dell'appoggio del PDL ha fatto un passo indietro, decidendo di non allearsi con Epolis. Gentile afferma: noi non siamo favorevoli alla mucchiata politica e soprattutto a condividere un candidato sindaco con partiti che si sono resi protagonisti o coprotagonisti dello sfascio amministrativo di Palazzo dei Giganti in questi ultimi 5 anni. Futura Libertà dunque abbandona Pennica e con MPA, PD e API, la grande coalizione del terzo polo, si appresta ad annunciare un nuovo candidato a sindaco. Secondo indiscrezioni la scelta ricadrebbe su Maria Piavita o Piero Marchetta.